Giovanna Botteri ci ha mostrato, no, questa app che viene utilizzata in Cina per certificare la patente di non contagiosità, di essere in qualche maniera immuni. Guardiamo il contributo 22 che ci dice cosa potrebbe accadere da noi. Sempre Simona Giampaoli. Il graduale ritorno alla normalità passerà anche per la app che andrà scaricata sul cellulare. In forma anonima dovrebbe consentire di tracciare i contatti di un positivo inviando un'allerta. È su base volontaria e sarà tutto nel rispetto della privacy. Se un soggetto è positivo, un operatore autorizzato dal soggetto stesso invierà un'allerta anonima a tutti coloro che sono entrati in contatto con questa persona nei giorni precedenti. Tutti dovranno essere in grado di usare questa app, anziani compresi. Nessuno può essere escluso. Ecco, Giovanna ci ha raccontato ieri che questo e molto di più avviene in Cina. Professore, qui da noi arriveremo anche a una situazione analoga? Beh, speriamo di sì. Naturalmente noi davamo per scontate tante cose prima che dopo invece si sono avverate. Per esempio, noi non pensavamo che il telelavoro, il lavoro agile cosiddetto, si potesse praticamente diffondere nel nostro paese. Invece vediamo che adesso riusciamo a tenere molte persone a casa grazie proprio al telelavoro. Io stesso, se sto a casa, lavoro più addirittura che nel mio posto di lavoro, nel mio istituto. Perché? Perché sono continuamente bombardato da teleconferenze, riunioni, si riusciamo a fare delle cose che prima neanche immaginavamo. Quindi perché no anche la diffusione di app che ci permettano ad esempio di identificare subito i casi, geolocalizzarli, Certo. riuscire a identificare i controlli. Sono tutte cose che probabilmente si possono fare, si stanno mettendo a punto. Speriamo di essere pronti per la fase 2 in modo tale da riuscire a in qualche modo aiutare, facilitare quello che è il compito delle squadre di prevenzione nel identificare prontamente e nel contenere eventuali nuovi focolai. Allora, vediamo Protezione Civile, se Nicoletta Chiadoni va in diretta lì con il segnale per capire, oggi evidentemente siamo un po' in ritardo,